I lavoratori pubblici subiscono un blocco contrattuale dal 2009, che significa che stiamo perdendo circa 6.500-7.000 euro. Sono 20 miliardi di blocco contrattuale che servono soltanto ad attaccare la pubblica amministrazione, i lavoratori pubblici e i servizi sul territorio, i servizi forniti alla collettività. Abbiamo avviato in questi giorni una petizione nella quale diciamo che anche i lavoratori pubblici sono creditori dello Stato, non solo le imprese, quelle imprese che hanno avuto dal governo Renzi, la decontribuzione per i nuovi assunti, che hanno avuto il taglio dell'IRAP, che hanno avuto il regalo della definitiva soppressione dell'articolo 18. Anche i lavoratori pubblici vantano un credito nei confronti dello Stato. Centinaia di migliaia di mail hanno letteralmente inondato Palazzo Chigi. Oggi siamo qui per dire che noi pretendiamo la restituzione di quello che ci è stato tolto, che noi pretendiamo che il lavoro pubblico, che il settore pubblico venga rilanciato, mentre è evidente che il progetto di questo governo, in ossequio ai diktat della Troika, della Commissione europea, del Fondo Monetario Internazionale, ebbene il progetto di questo governo è quello di regalare i servizi pubblici al privato, di mettere i servizi pubblici sul mercato. Allora oggi noi stiamo dicendo che questo governo, che non sta facendo nulla contro la corruzione e contro l'evasione fiscale, ma anzi che regala, che concede gli ennesimi regali ai grandi evasori attraverso un progetto di delega fiscale, che significa in sostanza allentare le sanzioni nei confronti degli evasori fiscali e depenalizzare tutti i reati. Invece di colpire la vergogna rappresentata da 180 miliardi di evasione fiscale annua, invece di colpire quegli 80 miliardi di corruzione che hanno fatto diventare il nostro paese il paese più corrotto d'Europa, come anche la vicenda di Mafia Capitale ha chiaramente dimostrato, quell'intreccio politico tra personale politico e alti dirigenti della pubblica amministrazione. Ancora una volta invece si continua ad attaccare il lavoro pubblico, utilizzando in maniera strumentale anche la vicenda dei vigili urbani. Noi oggi chiediamo che ci venga restituito quei soldi che ci sono stati sottratti e che si avvii un piano di rilancio della pubblica amministrazione in un paese completamente deindustrializzato. In un paese così deindustrializzato adesso si sta cercando di mettere anche i servizi pubblici sul mercato. Contratto! Contratto!